Questo evento ha l'obiettivo di valorizzare e di ricordare il ruolo della miniera del Cozzodisi di Casteltermine, nonché dei minatori, attraverso quelle che sono state la loro storia, le loro testimonianze. Dare luce alla memoria, non dimenticare e costruire un futuro che possa ricostruire una risorsa per un territorio che prima viveva di zolfo, ma da quando le miniere sono scomparse quindi ha subito una forte retrocessione, e quindi quella della risorsa culturale può essere un momento di risveglio e di ripresa anche economica. Manifestazioni come quella di oggi che promuovono proprio una struttura qual è questa della miniera di Cozzodisi, quella che si accinge ad essere nel prossimo futuro questo museo delle miniere di Cozzodisi, è molto importante, vista anche all'interno di un indirizzo ben preciso di carattere economico che permetterà di fruire la struttura e di avere un ritorno di immagine e di lavoro per tutta la comunità insistente. Abbiamo pensato di iniziare appunto la festività Maria Santissima Annunziata con questo evento culturale. Maria Santissima Annunziata, protettrice dei minatori di Casteltermine. Non ci poteva essere luogo migliore se non la miniera Cozzodisi e questo luogo, la centrale elettrica. Mettere in luce tutto il passato, questo territorio come un libro aperto in tutti i fronti, nel senso del passato, per far sì che i giovani conoscano le loro radici. Spero che con queste iniziative si svegli l'interesse della cittadinanza di Casteltermine per pretendere la fruizione della miniera museo, che è un'istituzione unica in Italia. Questa miniera praticamente deve essere valutata in museo, anche perché il comune di Casteltermine, assieme a tutti i sindaci del 1988 praticamente, abbiamo fatto tutta una battaglia per avere la trasformazione di miniera di stazione di zolfo a miniera museo. Finalmente poi ci siamo arrivati con l'insistenza del deputato regionale, in particolare praticamente l'onorevole Angelo Capodicasa, che il 15 luglio 1991 abbiamo avuto la legge regionale. Io mi auguro che questa miniera al più presto deve essere aperta al pubblico, ma per essere aperta al pubblico ci vuole la concertazione che abbiamo avuto con i due sindaci, Stefano Lecata e Antonio Caltagirone. Poi dal 2004 in poi si è perso questa praticamente concertazione e si sono persi 7 anni per la miniera Cozzodisi.